La data è arrivata e il consorzio di bonifica Brenta non ha ancora una presidenza. Il 15 aprile era stato indicato dalla Regione Veneto come ultimo giorno per eleggere le massime cariche dell'ente. Nell'assemblea, la quinta in poche settimane, convocata dal presidente uscente Enzo Sonza, ancora una volta c'è stato un nulla di fatto, mancando i numeri per dare regolarità al voto. Si è aperto però uno spiraglio grazie ad un tavolo di trattativa che potrebbe portare ad una svolta e ad un accordo bipartisan. La lista degli agricoltori e quella degli ambientalisti, forti del 53% dei voti raccolti a metà dicembre, chiedono che la presidenza sia affidata a Martino Cerantola, offrendo in cambio alla lista L'Acqua e Vita di Area Leghista la vicepresidenza. La controrichiesta da parte di chi ha comunque 10 consiglieri su 20 è di avere deleghe significative nella gestione del consorzio. Le trattative sarebbero facilitate anche dalla presenza di alcune persone terze vicine a ciascuna lista. Marina Montedoro, direttrice di Coldiretti Veneto, Verusca Grandene, avvocato per gli ambientalisti ed un esponente più conciliante della terza lista. Sono ore frenetiche di discussioni per evitare il commissariamento che la Regione ha pronto nel cassetto. Un eventuale secondo voto, se lo stallo non si dovesse sbloccare, è previsto in autunno. Solo le prossime ore scioglieranno i dubbi e daranno una risposta, si spera definitiva, dopo 4 mesi di gestione in proroga di un ente che è rimasto di fatto bloccato a discapito del territorio e delle sue esigenze.